È iniziata il 5 settembre la nuova edizione del percorso promosso dall'ente di formazione Cesar per ottenere i requisiti necessari per il titolo di maestro artigiano a Regione del Veneto. E sono 14 quest'anno gli imprenditori vicentini che hanno scelto di partecipare. Un titolo, quello del maestro artigiano, che è riconoscimento di una lunga esperienza lavorativa, di capacità nell'affrontare il passaggio generazionale e di certo anche di una grandissima passione. Ai microfoni di Impresa Diretta il presidente di Confartigianato Vicenza, Gianluca Cavion. Molti colleghi artigiani mi raccontano con grande soddisfazione e con grande orgoglio l'ottenimento del titolo di maestro artigiano riconosciuto dalla Regione Veneto. È un titolo importante, basato sul trasferimento del saper fare di questi imprenditori a dei nuovi colleghi, oppure anche dei nuovi imprenditori. Tanti di questi poi hanno anche l'opportunità di avviare delle proprie aziende. La nostra associazione si mette a disposizione di quegli imprenditori per valutare se hanno già i requisiti oppure accompagnarli in corsi per poter raggiungere questo ambito titolo di maestro artigiano. E sul sito confartigianatovicenza.it trovate i bandi di concorso 2023 per l'elezione di dirigenti artigiani benemeriti, fedeltà al lavoro e imprenditore d'eccellenza, con i relativi moduli da compilare per le candidature.